delicato come le borse del Lidl. Che si disfazza subito. Come te le guardi Galbuso? Allora, una roba solo del Lidl, tra l'altro. Una roba importante. Quel che oggi faremo anche una roba, ovvero siamo praticamente in diretta, che non è vero, ma voi finite che siamo in diretta. Stavo registrando perché dopo manderemo questa roba in diretta a sua volta su Facebook. Perché vabbè. La diretta che ha un senso relativo. È una diretta per voi e per qui che sta commentando che nessuno che risponderà, però comunque. Sì. Comunque, quindi, la prima roba, bisogna fare un test se il microfono dove che avete voi si senti. Quindi adesso noi staremo zitti, voi dovete far casino. Dovete tirare un urlo. Al mio 3. 1, 2, 3. Se la sentì. Ma par bene, ma par bene. Noi Funziona. se vediamo là, vediamo tutto. Noi se vediamo là funziona, sembra che stia funzionando bene, potremo cominciare. Una roba che forse non vi aspettavi è che abbiamo deciso di fare una serata, delle serate diverse dal solito. Sì, che brutta idea. Che brutta idea. Ovvero brutte. Sì. No, faremo allora saremo sempre dei deficienti come sempre, Ma con classe. ma deficienti tematici, perché siccome femo ogni primo lunedì del mese, quando non è dicembre come este ultimo mese, Sì, infatti. femo queste serate. Oggi cominciamo strani, anni 60. Stile anni Oggi 60, 60. un pochettino di canzoni anni 60 e dopo vedremo dove va. Perché Ovviamente le parodie sì. toccherà farle, però femo quelle che magari riguarda quegli anni A parte là. Sì, una, sì, noi abbiamo sicuramente. parodie che riguardano gli anni 60, secondo Madonna me. Non che neanche santa. una non Me avevo. segnate, voi che ti dico? Dai, dimmi. aspetta, dimmi. forse so. Me segna Zessera, Beatles Compilation, Ciao amore ciao, cantanti che non ho l'età, Sesana, Mary Poppins, 44 gatti. Mi arrendo. Non so se sia 60, Mi 44. arrendo. Sì, Veramente? anni 60. Te che ha cercato? L'ho cercato o perlomeno non sono smentito in questo momento, quindi coraggio. No, ma la faremo lo stesso, non speriamo non farla oggi. Vabbè, quindi cominciamo. Un saluto agli amici dell'Australia che ci stanno seguendo. Pensavo collegati che dovevano proprio fisicamente. sei qua? Fisicamente. Wow. Veramente? Sul serio? Ma sei bellissimo. Ma pensavo che te sapevi. No, mi ho detto una cagata. Che ti stavo qua nella telecamera. Invece era per vero se de Melbourne. Gli Sei amici bellissimo. dell'Australia, se Flavio Furia sapeva, non mi ha detto niente. In realtà no, Mica ho parenti a Melbourne, cosa te credi? no, non so. Dovessi essere vivo ancora qualche tu. Vabbè, cominciamo con la prima. Devo stiracchiarmi il corpo che... Se senti? Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stand only forget and sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely through the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for
Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Ma dopo cazzeggeremo, promesso. Esecution. Allora, dove far fortissimo, questo è rispetto alle serate normali, quando se fermemo dove essere tipo entusiasti perché stiamo registrando. Quel, sì. Anche se diciamo robe inutili. Tipo, Sì. allora, non si sa più come vestirsi. Non esisti più Le mezze stagioni. Qua nel 1800 era tutta campagna. È vero. Bene, ok, adesso sapete come bisogna proseguire. Allora, vabbè, seconda roba che faremo, tra l'altro fra poco. Se mio nonno avessi le rotelle e il pacemaker, sarebbe un monopattino elettrico. Era così per aggiungere una roba, No, per era modernizzarla, te capissi? Per adattarla ai tempi. Vabbè, intanto controllo perché con la macchina parcheggiata là davanti al locale, e quando te hai una macchina parcheggiata davanti a un bar su un tavolino. Se è un tavolino o una sedia, se è una sedia o un tavolino. Però con le chiavi qua, quindi che se qualcuno si senta Berz chiude l'auto. E oltretutto c'è anche quel problema là. Voi è proprio da mettere assessora. Vabbè, tanto. Celebre brano di Gol nulla in questo momento. sapevo che non mi veniva, ho capito, ma poi provo a dire lo stesso. Otis Redding, bravo. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the even comes, watching the ships are rolling. Then I watch them roll away again. Oh, I'm sitting on the dock on the bay, watching the time roll away. Oh, I'm sitting on the dock on the bay, wasting time. I left my home in Georgia, here in front of Fresco Bay. So having nothing to live for, and look like nothing's gone away. Oh, just sitting in a dock on a bay, watching the tide roll away. I'm sitting in a dock on a bay, wasting time. Yeah. Looks like nothing's gonna change. Everything from a man to say, I can't do what the people tell me to do, so I guess I remain the same. Sitting here, the resting my bones, and this loneliness will leave me alone. Oh, 2,000 miles of road just to make this talk on my own. Oh, just to sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Yeah. Looks like nothing's gonna change. Everything's I remain the same. I can do all the people tell to do, so I guess I remain the same. Sitting in the rest in my boat, and this loneliness won't leave me alone.
2,000 miles I roam just to make this talk on my home. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Grazie, grazie, grazie. Al fischietto professionale Maxino! Al Senti bravo, come bravo, fischietta! bravo. Ma che bella musica. Senti come fischietta e non lo fa solo via orale. Bravo! No, dai. No, l'Asia è difficile. Bravo! Facile se no. Ma- Vabbè, ti vedo già in tenuta. Lo vedo bene. Vabbè. Perché anni 60 bisogna far Celentano, vesti un poco anni 60, se no. Come la dividete? Cominci te e dopo facciamo il cambio praticamente. E se vedi se mi muovo qua? Pregherò per te che hai la notte nel cuore e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu la vorrai, crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, dal castello del silenzio. Egli vede anche te e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, 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 oh, questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signor, nel Signor, nel Signor. When the night is gone and the lane is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. If the sky that I look upon should crumble and fall, all the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tears, just as long as you stay by me.
So darling, darling, stay by me. Oh, stay by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Grazie. Rock and roll. Grazie. Grazie. Beh, sì, stava facendo judo. Ok. Che bello far judo in piazza. Non so, ma vedevo che cosa sta facendo? Invece sta esercitando. Vabbè. Pensavo che prima all'inizio pensavo che si stava per dare, invece stava solo facendo judo in piazza. Cosa? Non so, mica mi faccio come un rock, può aver senso. Vabbè, sì, dai. Allora, intanto vi dico, per mandare le richieste, che noi non femo, però Ma- voi potete mandarle perché è sempre bello, potete andare sul sito maxino.net, troverete richieste durante le serate, clicche sora e ne arriva le richieste qua davanti. Qualcosa faremo. Qualcosa cercheremo di fare. Patrizia ha detto che la manda za richiesta anni 60. Che dice? Non ciappa. Non te devi andare sul sito. Perfetto. Si è risolto tutto allora, perfetto. Guarda, Perfetto. noi ne avessi Te piace. puoi che la sigare tecnologia però dal ogni tanto tavolo, te se puoi nella nostra sigare dal parte. tavolo alla vecchia. Dice. No, ma non corri andare sul sito mai. No, visto che questa sera sei anni 60 direi di fare le richieste analogiche, quindi dal, Sì, sì. dal tavolo, no? A sto punto sì. Oh, sì. Questa No, non Mary. l'avremmo mai fatta, No. ma non sarà un problema. No, Tanto stavo registrando limite cancello. sì, bravo, sì, sì. Il tuo bacio è come un rock che ti morde col suo swing. È assai facile al knockout che ti fulmina sul ring. Fa l'effetto di uno shock e perciò canto così. Wow, oh, 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 oh. Il tuo bacio è come un rock, i tuoi baci non sono semplici baci. Uno solo ne vale almeno tre. E per questo bambina tu mi piaci. E dico e baciami così. Il tuo bacio è come un rock che ti morde col suo swing. È assai facile al knockout che ti fulmina sul ring. Fa l'effetto di uno shock e perciò canto così. Wow, oh, 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 oh. Il tuo bacio è come un rock. Baci non sono semplici baci, uno solo ne vale almeno tre. E per questo bambina tu mi piaci. E dico e baciami così. Il tuo bacio è come un rock che ti morde col suo swing. E assai facile al knockout che ti fulmina sul ring. Fa l'effetto di uno shock e perciò canto così. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Il tuo bacio è come un rock. Florian Ma meraviglia. in una canzone di Mimmolo Casciulli. Così. Così. Comunque. Madonna, si partì un motoscafo a San ma Giacomo. siete famosi i motoscaffi. Vabbè, allora, adesso intanto vado a controllare, mi raccomando, maxino.net per mandarne le eventuali richieste, così noi le guarderemo e decidemo se ignorarve o assecondare come che va la serata. Comunque siamo in questo preciso momento, per chi che ne sta vedendo online, sia
saremo su Facebook sia sul canale 80 col Sì. microfono spento. È una curiosità, volevo dire che Mimmo Locasciulli in italiano si chiama Domenico Eimestoli. Dai, però. Sono contento di questa roba qua. No, No, fai un applauso per togliermi dall'imbarazzo, grazie, era una roba... No, mi sono bloccato perché non l'ago capita. Locasciulli, Cosa Casciulli, cosa Cazziui, sei? il Cazziui. Ah, Il Cazziui, Locasciulli, Mimmo Locazziuli. Eimestoli, madonna, ma sono lento, guarda che oggi sei dura. Oggi Mio Dio. sai che stiamo andando verso l'inverno e con difficoltà. No, è guasto, stamattina che si è staccato un filo A me. e non A si riesce a Max. trovarlo, non si riesce a trovarlo. Non si riesce a trovarlo. Vabbè, fermo quella che avevamo detto. E Io non me la che- ricordo più. Vabbè, questo è perché te ha dei problemi. Perché sono guasto anche me. Sì. Vado in re. Dopodiché chi canta un tono e chi canta l'altro sarà Affari affari nostri. Aspetta, ma Affari mi dovessi mettermi una parrucca da Elvis giovane Dai, metti. con una giacca brillantinosa. Dai, Aspetta. dai. di Elvis giovane, perché era giovane che cantava questa. Allora, questa canzone qua, mi non so quanti sa che è di Pino Donaggio, penso che sia più o meno l'unica canzone famosa di Pino Donaggio, che però diciamo che si è fatto probabilmente un bel po' di pila Beh, questa sì, canzone, sì. perché l'ha cantata Cani e Porchi e anche Elvis. Quella là. Bravi. Questa. Anche se Pino Donaggio, sinceramente, che è proprio il nome de impiegato del comune proprio. Guarda. Sì. Cioè, gate, gara, go de timbrare sta carta Dagli a Pino. per le scovazze. Guarda che se Pino Donaggio, No, no, de Pino, non de Pino Donaggio, no, ciò. Guarda che organizzazione che qua. Madonna, No, un un applauso. applauso alla all'outfit. I cavei non è proprio di Elvis de giovane, mi sembra. Adesso sì, mi adesso sembra sì. Sono uguale, ma se sono uguale. uguale. Sì. Sono uguale, Che sono neanche un po' su Ivan mamma. Cattaneo, Neanche su secondo me. mamma non capiria la Una differenza. zebra pua. È vero. Che l'ho dato tempo fa. Tra l'altro una zebra poise, le uniche canzoni che può cantare oramai Robby Facchinetti dei Pooh, che devi finire tutte le canzoni finire in tua, una zebra pua. Allora, un'informazione per chi che ne sta seguendo da casa su Facebook, su YouTube. In realtà Elisa Bombacino ha la faccia, ma la devi tenere il tablet qua, perché se no non le arriva a leggere. Ecco, vabbè. Allora devi lo sposto- sbassarlo no, di qualche centimetro. No, faccio così, guarda. Perché adesso guardare se vedi così, tipo. Vabbè, dai. La galleggio di Mike Bongiorno, che se ogni foglio era una lettera, tipo. Ah, era grande. Ormai. No, Che va bene dice qua sillabe così, così. messo da parte. Sì, sì, de parte va bene. Boh. Vabbè, allora che siamo potremmo fare questa allora. Vabbè. Proviamo. Sì, questa canzone, ma Non quella che ti faremo fa noi. finta che insomma. Non quella che faremo noi, questa è un'altra roba. Vabbè, Senti che fammelo roba, così senti che che è un roba. poco più. Son bene? Faccio fermo. Non mi ricordo dove la. When I said I needed you, you said you will always stay. It wasn't me who changed, but you. Oh no, you gone away. Don't you see? Then now you're gone, and I'm left here on my own. That I have to follow you and beg you to come on. Io che non vivo più di un'ora senza te. Elvis ballava così. Come posso stare una vita senza te? Sei mio, ma niente lo sai. Separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami.
ti voglio bene, te ne prego fermati ancora insieme a me. You don't have to say you love me, just be close to him. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, I care about love you, but believe me, I'll never tie you down. Io che non vivo più di un'ora senza te, Ce l'abbiamo fatta! come posso stare una vita senza te? Sei mio, sei mio. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Believe me, Believe me, believe me. Che momenti meravigliosi! Ah, Ma quasi l'abbiamo anche detto che siamo romantici. al Bar G di San Giacomo. C'è anche un signor che si sta esultando là, che non so, penso che sia il titolare, ma non sono sicuro. Sì, sì, sì. Non sono sicuro. Pronti, pronti, signori! Gli africani hanno il senso del ritmo nel sangue! Pensavo che te parlavi di lui. Ah, le cose banali, ok, perché adesso sono arrivata. Bisogna dirla. Giusto, non so se sì. è il I ritmo luoghi del sangue. comuni, ok. I luoghi comuni come Piazza San Giacomo. Sì. Allora, adesso andiamo a controllare, perché Sì. noi che abbiamo fatto, che abbiamo stilato una lista, tra l'altro. Non so se cavarmi sta giacca perché sono veramente belle. Sì, Permetti Guarda, devi ti puoi far tenerla. Spacco, Morandi, spacco. ti puoi Morandi, far. vai con Sì. Morandi, vai. Beh, devo trovare la parrucca perché se tutto al buio là, te capisci? Allora, potessimo fare quella a sto punto, quella che è un po' corale, no? Considerando il brano. Anche perché oggi, c'è da dire che oggi per fortuna non è successo, perché stamattina che abbiamo guardato fuori, che abbiamo detto ok, ciao, stasera non sonemo. E invece non piovi, e se non piovu fin adesso, non pioverà mica adesso, no? Non pioverà mica adesso. Cioè, quelle robe, mi lo dico più o meno sempre, anche con parcheggio, in qualche non so che mica mi darà la multa proprio a me, no? Comunque, Canadian Power Pop. Dite che è la giacca giusta per cominciare questa canzone qua. Salutiamo tutti gli amici in televisione, un applauso! Ciao amici televisioni! Se vede, Sono Silvan adesso. se vede una lampadina, in realtà se Flavio fuori anche che ha un faro davanti. Però quando te va davanti praticamente ti diventi, ecco, ti sparissi la faccia, fa conto. Sì? Sì. Ma non fa niente, Lisa che va il tablet così, Flavio su una lampadina, quindi mi guarderei a me. Comunque, va. Ah, dopo potete per favore chiedere di cantare Lisa dagli occhi blu, cioè mettetela le A richieste. chi? No, dai, No, canto, dopo le Una canto. delle se- più brutte canzoni del per mondo. quel, va cantate, va Femola. cantate, va cantate. Femola. Tutte le peggiori canzoni degli anni 60. Questa luce rompi veramente le balle, devo dirti. La metto qua verso il nulla, ecco così. Ok. Perfetto. Perfetto. Vabbè. Vede voi qualcosa? Non vede un cleans? Bene. Niente, fine. Se qualche dunque vuol non vedere? No, diseme, perché magari se. Bon. Con tanto affetto te la avevi comprata. Mi l'avevo comprato, parlare di soldi. Rompi le balle anche a voi? Ti devi Le aveva proprio, fastidio agli occhi? ti devi proprio spegnerla. Ciò non se devi- noiosissimi però, eh. Guarda che ha un fil, sa, sti te la zucchi tanto. Ora sui piedi te la casa è bella perché ti ha delle belle E gambe. adesso se te vedi con una gamba di Sì. faggio, un occhio Sì. di vetro e la gamba di faggio. Ma Boh, potevo andare avanti. Allora- spegnerla questa luce. Allora, ricordiamo che boh, insomma, tra le robe belle che sta cambiando nel mondo, se questa moda, se è bel dirla della televisione, stiamo parlando, sta andando sempre più di moda, se è sempre più richiesto lo sbiancamento anale. Quindi sono una roba che Dai! volevo dirvi applauso! Volevo dirvi che migo un'amica che lavora in un viale abbastanza buio e l'ha deciso di farselo fosforescente, ma se perché così la diventa un po' che capisci, se è una roba anche che ha un senso. No, perché guarda, non così l'avevo non la pensato. corri rischi.
No, esatto, non la corri rischi. Non la corri rischi. Che uno sbaglia, no, magari. la fa un pochettino quel ruolo de guardrail, non si sbaglia. La mia amica La guardrail. mia amica guardrail. Senti Gianni, Sì. Comunque, Gianni Dai. faceva già Adesso entriamo nello spirito Gianni Morandi, là. Ok, quindi con entrata, va bene? Dai, Signore dove e vado? signori, qua in piazza San Giacomo al Dai, Bar dillo, G, dillo, solo dillo. per voi, Gianni Morandi! Dai, così, dai. Molto bello. C'è un'introduzione lunghissima perché... ma ok, lascia vabbè, che lui vai. sfoga così. Cioè, i concerti di Morandi con una canzone praticamente. Tu nel tuo letto al caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste. Ritornello, bisogna cantarlo tutti. Ancora una strofa. Qui fuori dai tuoi sogni, l'amore sta morendo, ognuno pensa solo a se stesso. Ritornello, tutti. Scende là, ma che fa? Crolla il mondo addosso a me, per amore sto morendo. Amo la vita più che mai, mi appartiene solo a me, voglio viverla per questo. E basta con i sogni, sei sempre tu che soffri, ora il dolore io lo conosco. Quello che mi dispiace è quel che imparo adesso, ognuno pensa solo a se stesso. Scende la Pioggia, ma che fa? Crolla il mondo addosso a me, per amore sto morendo. Amo la vita più che mai, mi appartiene solo a me, voglio viverla per questo. Scende la pioggia, ma che fa? Amo la vita più che mai, che mai, che mai. Rock and roll! Allora, che abbiamo ricevuto delle notizie. Me comunica che alcune persone che sta ascoltando la musica del Bar G senza consumare il Bar G sono morte. Non tutte, alcune. no. Però perché rischiare? Mi non rischiassi, No. se fossi uno che senti la musica del Bar G ma non in Bar G, venissi qua per non rischiare di morire. Esatto. Perché c'è questo pericolo. Raro, però... Sì, ma non si sa mai. Ma non si sa mai. Vabbè. Nel frattempo noi in attesa, fra poco comincerà anche le boiade. Sì. Sì, era per informarvi che magari uno pensa... È giusto. Che tutto andava Cosa? liscio. Rosemary, Proud Mary, potessi centrare, no? Proud Mary, Sì. quel periodo. Vabbè, intanto fermo questa, dopo segniamo se Proud Mary. Deduco che non sta funzionando il sito, vero? Non funziona il sito. Funziona niente oggi. Oggi non è giornata, Max. Oggi. Dio mio, so So. perché. So perché. Non te capagà. Sta a vedere. Beh. Allora, Adesso il file in bianco. fammi sì. vedere, perché allora sul mio sito ti arriva comunicazioni 6 mesi prima. Oggi scade il tuo servizio Mr. Domain. Allora, pannello di controllo, andiamo a rinnovare il sito. Sì, signori, si rinnova subito in diretta.
Ok, allora adesso entriamo. Solo che- Ti ha dato il tuo viso? No, perché sei qua. Non Riconosci vedi. il muso? Sì. Fatto, adesso mettiamo accedi. Ok, perfetto. Gentile Massimiliano, il tuo sito tipo è stato disadattato per sempre. Adesso lo rinnoveremo. Lo rinnovi e dopo da quel momento là sarà tutto quanto che funziona. Te vedi Sì. certe volte come Comunque, che... vabbè, potei anche, volendo, potei anche farne le richieste come che avevi fatto fin adesso. Vabbè, che non ti sei vedi? mai sbagliato. No, vabbè, rinnova, varati. Ma varati. Intanto fermo questa. Sì. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Io ho avuto solo te, non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove illusioni. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Elisa Bombacigno, Grazie. in un pezzo vi lasciamo indovinare l'autore. L'autore è Sergio Endrigo. Sergio Endrigo. Per i più curiosi, insomma, non tutti sa questa roba qua, che aveva un fratello nato in Inghilterra. Uno sta attento ai cognomi, capissi. Jimi Hendrix, Sergio Endrigo, Zefra Days, però non tutti sa queste storie. Però dice Ecco. che faceva generi un po' diversi. Però si sentiva spesso al telefono, comunque era affetto. No, perché Caine invece, Francesco Canero, sostiene che se due, se Sergio and Rigo. Due, Sono And due, Rigo. no? C'è come Simon and Garfunkel, se Sergio come and Paolo Coelho. Coelho. È vero. Che lui sai. Vabbè, allora nel frattempo l'operazione si è conclusa correttamente. Grazie per aver conquistato La Polonia. La Polonia. Vabbè. Allora, quindi questo vuol dire che il mio sito si sta rinnovando, ma non è che sia ancora attivo, l'ho solamente rinnovato. Quindi domani mattina potete mandare delle richieste sul sito. Sì, ok. Se una mano alzata là, devi Sì, andare in prego. bagno? Non ho sentito. Un numero di telefono. Numero di telefono. Sta andando. Patrizia dici che funziona. Allora, è il sito, aspetta, disi di nuovo il nome No, del il sito mio. così. Aspetta che provo. No, va, Sì, va, no, va. non è- Zenda. A me non mi funziona.
L'importante è che funzioni agli altri. Maxino.net, mi non me va. Da? Inventario stock, sistema gestione aziendale. Hai una vedere- richiesta già così? Vai. I belong to you, qua andiamo fuori però Oggi delle annate giuste. I belong to. No, Marina, allora come passiamo da I belong to you Marina? Cosa è successo nel frattempo? Siamo a San Giacomo, è vero, siamo a San Giacomo. Solo a San Giacomo può succedere certe cose. Vabbè, potremmo fare come che si fa con le squadre di calcio, che sono una quota di stranieri. Esiste ancora questo numero? Sì, no, adesso non ne più per il culpo. Il qua aver ok. 18 stranieri su 20 guarda giocatori. anche una della richiesta di Patrizia pronta. È vero, Sì. è vero, anche quella. Ok. Quindi potremmo mettere qualche fuori quota, facciamo così, in Dai. generale. Sì. Questa voi la sapete questa? Ti la No, sa? ma sì, circa. Mi ma circa anche? circhissima. Siamo in due circa. Forse che la posso fare però. I belong to you. Io ho la longa. No, come No. sarebbe appartengo. Per te, tra l'altro. Smettila. Appartengo, ho capito. Io sono emozionato per te, vuol dire la canzone. se non è avere la longa, è essere essere longhi. Cari amici della TV, nonnini cari, che noi abbiamo deciso di ritornare in TV proprio per voi, sarete felici di sentire queste parole del Cernecca, che oggi è sguaiatissimo, non come me che parlo Te sei la preparata? delle fosforescenti. Mi sono pronta, sa? I belong? Sì. De che Lago. anno, Parla de avanti. che anno sei io canto de cocciante? No, Io No, canto 70. 70. La prossima volta tocca quella. Allora, questa è la piccola... Montagne Verdi. Montagne Verdi potessi essere giusta. Forse se Del 70 inizio però. anni 70 però. Sei un po' 70. Secondo me è quasi 80. Comunque, No, non so del neanche la 70. tonalità se va bene, se è troppo alta, se è bassa. Sì, era uno, sì, giusto. Sì, giusto. perché mi la canto Adesso sottoterra su Sì, te la questa. fa sì. in vabbè. tonalità rutto. Datemi un martello se è giusta. Quella si può fare un medley di robe. Scrive una Datemi un lista, martello. se si dimentica. Una rotonda sul Bella, mare. bella. Buon gusto. Cioè voi proprio. Cioè voi, bravi, che avete buon gusto, ottimo gusto. Ok, a Musada l'abbiamo fatta. I belong to you, dai, questa è extra Chi l'ha sessa. richiesta? Sì, l'ha richiesta. Boh. Vediamo cosa che succede. Lei perché lì giù in fondo che alza le così, mani. improvisation. Casa improvisation. C'è una canzone a cui te che tieni particolarmente? Perché sarà smerdata abbastanza. Perché la veniera male, volevo solo No, avvertirti. speriamo di no, dai. Comunque ricordo a tutti quei che Attenti sta ai cavi. sentendo la E quella è musica la telecamera. Perfetto. del No, vabbè, Bar non G, fa niente. ma non Vabbè. è il Bar G che sta per morire, quindi 5, 4, 3 comunque. Posso bere un goccio di acqua un secondo? Non so. Bevi un goccio di acqua. Ramazzotti era nato negli anni 60, potessi essere questo che andiamo a È vedere. il collegamento, sì, Andiamo a anni vedere. 60, No. 66, 67, dai. No. Ma sì, Ero 100%. Più giovane lui. Ramazzotti del 63 Ah, lo facevo più giovane. e invece no. Boh, 60 anni, 60 fatti. certo. Figli Aurora Ramazzotti. Ok, perfetto, questo sapevamo. E il mio sito continua a non funzionare, o sì? Sì, cioè, Funziona? arriva le richieste. Allora, gli è scritto il dominio è stato confermato dopo che avevamo Proud Mary, se arriva Sì, la sei pronta qua. via De Baglioni, Che Laila però- De Clapton. Allora, Questo solo per dire che arriva le abbiamo richieste. svaccato. Non che si fazzi veramente. Comunque, stavamo facendo io ho la longa. Ma No, io sono È lungo. emozionato per te. Sono alto rispetto a The Belong, Sì. penso che forse sia quello. Sono alto. Adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. I miei momenti più difficili per te. there is no race, there is no rhyme. It's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappear. Every time I look into your eyes, you make me love you. Quest'inverno finirà. And I do try to love you. Fuori e dentro me. How you
make me love you. con le sue difficoltà. And I do truly love you. I belong to you, you belong to me forever. Want you, baby, I want you. And I thought the night you should know I believe you're the wind that's underneath my wings. I belong to you, you belong to me. Ho camminato su pensieri ripidi, You're my fantasy. solitudini e deserti aridi, You're my gentle breeze. al ritmo della mia passione. Ora io vivrò And I never let you go. l'amore, attraverserò On the bed to make me le whole. dei suoi attimi. I can feel it in my soul. Come oceani, vincerò per te le paure che io sento. Quanto bruciano dentro le parole che io non ho detto, sai. Want you, baby, I want you. And I thought that I should know that I really. Lampi nel silenzio siamo noi. Oh yeah. I belong to you, you belong to me. You're the wind that's underneath your wings. I belong to you, you belong to me. Hey, Adesso io ti sento. we belong forever to you. Oh oh. Ma Più o meno. Più o meno. Più o Dal meno. Bar G. Sì, potessimo provare, il tentativo potesse essere quello. Allora, vabbè. Ah, però, te vedi? Via Claudio Baglioni domandata da Costantino. Sì, Costantino. allora però. Ciao, Costantino. Se domanda lui se puoi far femo finta che sia degli anni 60. Sì, Così. che però siamo Intanto proprio femo primi prima anni 80, penso. Femo intanto Proud Mary. Sì. Proud Mary, che quella invece quella appartiene, penso. Battisti. Battisti Beh, anni Battisti, 60 sì. che ne sei poche però. Che ne sai, però potremmo fare, Qual è? Quella forse potessi essere anni quella 60. potessi essere perché ha cominciato nel 68 a fare qualcosa. Vabbè, Anche Acqua Azzurra potessi esserla in zona. potessi essere 70 quella, ma adesso controlleremo. Comunque nel Beh, che frattempo abbiamo già sforato, quindi. Sì. Che tra l'altro Acqua Azzurra è il video da Grignano, se non mi ricordo male. Vero? Esatto, solo che c'è Sparino, non se lo vedi più. Non se lo vedi più. Non sei più su YouTube. Vabbè. Comunque, vabbè, si faceva. We've got a job in the city, working for the man every night and day. And I never lost what meaning of sleeping, worried about the waiting, sweat in my bed. Living, keep on turning, and the brown Mary keep on burning. And we're rolling, 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 rolling on the river. Rolling, 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 rolling. rolling on the river.
to Memphis, Babylon, or Paint down in New Orleans. But I never saw the good side of the city until I got a ride on a river for Queen Ali. Well, I keep on turning, and the primary keep on burning, and we're rolling, 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 rolling on the river, yeah. Rolling, 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 rolling on the river. Woo! We're rolling, 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 rolling on the river. Rolling, 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 rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Hey, rolling, 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 rolling on the river. Rolling on the river. Rolling on the river, rolling on the river, yeah. Rolling on the river, rolling on the river, yeah. Rock and roll! Elisa Bombacigno in St. James. Vabbè, vado, accelero un Grazie. poco perché abbiamo quell'altro. Grazie. adesso. Allora, aspetta che mi preparo. Guarda che baglioni cattivo che sono. Mamma mia, c'è che abbaglionato proprio. Vabbè, vado. La fazzevimo in... sì, forse mi ricordo. Speriamo. Tanto si baglioni, anche se sei troppo alto. Tanto sei alta, tanto sbaglioni. La mia sigaretta brilla rossa, insieme a luci di periferia, zappate della vita sulle mie ossa. Sei più sincera quando dici una bugia. Sull'asfalto acquoso una luna affilata a tagliare i fili che legano le stelle. Stringo il cuore una lattina vuota e scopro che hai lasciato gli occhi sulla mia pelle. Finestrine a perdita di settarmi di vento, la mia ruota è collata sulla striscia bianca della mia. Wow, 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 wow. Gli occhi come due pezzi di vetro, tu non sei come ti credevo io. Un autotreno mi ruggisce dietro, ma perché hai fatto il mondo così triste, Dio? Alberi si drizzano ai lati della strada, mi corrono accanto, buio se l'inghiotte, alla radio un rock arrabbiato, come un pugno allo stomaco che mi spinge nella notte, un dolore, un lampo di fuoco rosso, dentro questo amore che io non posso più, voglio andar via, i piedi chiedono dove ma via, tanto non ti perderò, perché tu non sei stata mai mia. Voglio andar via da quei tuoi occhi che tirano sassi, è come in un duello far 10 passi e poi guardarci l'ultima volta. Wow, wow, wow. Dimmi che cos'è che ci hanno fatto, dimmi cosa c'è che io non so, perché tutto è finito come cene
sono più. E scambiare due parole brevi con la notte blu dei benzinai. Io ti baciavo mentre tu piangevi, e adesso che io piango tu chi bacerai? Un caffè che drizza i capelli, un pacchetto di fumo, il vento rilegge il mio giornale, e domani uscire di nuovo, fammi una faccia allegra per il prossimo carnevale. Un dolore freddo come un rasoio per un altro giorno che nasce, muoio e muoio, voglio andar via. I sogni cercano dove ma via, anche all'inferno ci sarà qualcuno a farmi compagnia. Voglio andar via da te, che goccia a goccia hai spremuto il mio cuore, e dagli stracci vendo di ricomprare quel che resta del mio amore. Andare, wow, 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 wow. Flavio Furia e Maxino. Normalmente durante le altre canzoni si arriva a pensare a cosa far dopo. Questa Su no. questa no. Tutti i neuroni ciappati a cambiare 300 milioni di accordi. Maledetto Caio. Ancora queste sono tra quelle facili. Queste quelle facili. Almeno se poche parole. Lui che aveva fatto in realtà 4 album. Che so cosa? Le cantiamo tutti velocissimi e li metto dentro via. Allora, vabbè. E questo che avevamo fatto. Quindi via De Claudio Baglioni. Così. Bis, la fermo di nuovo. Però più veloce sto giro. Ah, hai detto bismigo capì gialis. Anche Mico Capigialis. Io capì gialisco, capì. Che già lì negli anni 60 magari tocconi, Sì. Comunque, vabbè. Sempre se volete maxino.net oppure richieste mettendoli manco sì. Qua ne avevi richiesto 309 Battisti, prima. no? Gli era chiesto. Battisti, è vero? Sì. Vabbè. Vado a vedere. Ti va a vedere. Intanto mi ricordo agli amici che sono all'ascolto da casa che siamo al Bar G e che in questo momento quel microfono sta tirando su tutte le ordinazioni, quindi sarà gente a casa che prepara preso robe. tutto via su. Sì. Allora, in realtà primo album di Lucio Battisti è del 1969 e che dentro do robette, tipo un'avventura 29 settembre, non è Francesca, balla Linda per una lira, io vivrò senza te nel cuore dell'anima. Bella quella. 7:40 della volta dopo, quindi il prossimo lunedì che torniamo qua potremo fare quella. 7:40, Femo, perché c'è anche il periodo in cui si deve pagare le tasse, quindi se è giusto. Vabbè, sì. Vabbè, aspetta che guardo. Non tocca poi la scossa. Sì, vabbè, go deciso, facciamo questa qua. Te la presento? Quale sei? Ho visto che l'ha domandato a tutti, allora andiamo a fare questa qua. Anche questo è testo mogol, Per forza. Sì, anche questo è testo mogol. Tra l'altro l'anno prossimo faremo un concorso per cantautori, ricordando proprio Mogol, che si chiama il Mogolino d'Oro, che è un piccolo mogol che se lo dà in premio. Sono proprio sempio, sa. Non sei una bella roba? Va bene, adesso dobbiamo denigrare. Ok. Vabbè. Che bella. Vabbè, visto che la avevo domandata, cerchiamo di fare un tocco di questo almeno. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te.
guardavo il mondo che girava intorno a me. Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto il braccio a lei stretto, come se non ci fosse che stretto, come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te. E tutta la città correva intorno a noi. Il buio ci trovò vicini, un ristorante poi di corsa a ballar sotto il braccio a lei stretto, verso casa abbracciato a lei, quasi come se non ci fosse che, quasi come se non ci fosse che lei. Quasi come se non ci fosse che, quasi come se non ci fosse che lei. Perché qua si sveglia. Mi son svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Il sole ha cancellato tutto, di colpo volo giù dal letto e parlo lì al telefono, parlo e rido tu non sai perché, t'amo tu non sai perché, parlo, rido tu non sai perché, t'amo tu non sai perché, parlo, rido tu non sai perché, t'amo, rido tu non sai perché, parlo, rido tu non sai perché. Maxino! Allora, tra l'altro ricordiamo, non so se avete notato di cosa che parla sta canzone, il matto che fa i corni alla tipa senza così, se la dimentica. Il giorno dopo la chiama e ridi come un pazzo, perché non sta benissimo, come non stava benissimo neanche Flavio Furian, perché vedo che si sta conzando. Allora... Facciamo ancora questa ultima. Cosa? Facciamo questa ancora. Ah, ok. Quale non si dimentica? Giusto. Sì, va bene. Che mi organizzo, che abbiamo ancora un'altra De Battisti, si può fare? Di quel disco là? Da quel disco là? Sì. No. Eh, No. Questa è una delle mie preferite. Vabbè, ok. Vado? Che non si muore per amore, è una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello che da domani mi accadrà. Io vivrò senza te, anche se ancora non so come io vivrò senza te. Io senza te sola continuerò e dormirò, mi
se ritorni nella mente, basta pensare che non ci sei, che sto soffrendo inutilmente, perché io lo so che tu non tornerai senza te. Io senza te sola continuerò e dormirò, mi sveglierò, camminerò, lavorerò, qualche cosa farò, qualche cosa farò, sì, qualche cosa farò, qualche cosa di sicuro io farò, piangerò, sì, io Elisa Grazie, Macigno. Maxino. Grazie. Grazie. Per Come- fortuna mi so- che dopo questa Dimmi arriva come quel che femo personaggio. dopo questa. Come- se proprio... La so, ma purtroppo Gavemo qua Che avevo un adesso- personaggio che sta aspettando là. Sei Gavemo le perfetto news. dopo questo. Gavemo le news, signore e signori, Luca Marsi da Trieste Caffè, corretto! Amici, un saluto Luca Marsi, Trieste Caffè Corretto, un momento meraviglioso qui veramente in presenza, tutti quanti contenti veramente di Trieste Caffè Corretto. Volevamo dire purtroppo è successo ancora una volta, allora la signora Gisella che abita in casa di riposo qua in piazza San Giacomo, casa di riposo Cenerentola, e purtroppo dopo questa canzone si è tolta la vita. Scatta la denuncia! Tutto da vedere, andiamo a vedere. Ma comunque il sondaggio del giorno: meglio viaggi organizzati o mini pimer? Cioè, Ma perché? Ma che cos'è sta roba? ora passiamo a notizie importanti, cronaca, perché cronaca è importante, perché bisogna parlare di cronaca quando si parla di cronaca, perché cronaca è radio! Ieri alle 7 del mattino in via Ginnastica la signora Ada di anni 78 appena compiuti, dopo aver letto l'oroscopo per tutto l'anno di branco per il segno dell'acquario, ha avuto un attacco di panico ed è scesa in strada in vestaglie con binè, correndo come una matta e ziccando squarciagola. Sei finita, sei finita! In preda alla paura è svissata su tutta una fila di motorini che è andata giù è come un domino di appassionatissimi del genere causando danni ingenti. Per fortuna, signori, è stato tutto un qui pro quo. L'oroscopo era quello dell'anno scorso. E non è vero che per la signora che ora si trova all'ospedale maggiore con frattura del femore, della clavicola e del polso sarà un anno brutto. Anzi, Anzi, l'oroscopo dell'acquario di quest'anno è fighissimo. Tutto è bene quel che finisce bene, meglio male, altrimenti scattava le denunce e tutto andava bene. Ma andiamo al secondo sondaggio del giorno che non manchi. Vai. Spaghetti alla chitarra o bullismo? Cronaca nera. Vai. a Il posto. cane demon dell'assessore Lorenzo Giorgi si innamora di Raissa, un terrier russo nostalgico e diventa leninista. Il pelosetto non risponde più ai comandi classici tipo demo a cuccia, demo la zampa e demo usciamo. Il cane dell'assessore dichiara: risponderò ai comandi solo quando il compagno Lorenzo mi dirà compagno demo a cuccia per il bene del partito, compagno ma che demo brutto. con la zampa per il bene del partito e compagno demo usciamo per il bene del partito. Ma è orribile sta roba. Inoltre da oggi, ha detto il cane, le scampagnate le farò solo sul Monte Nanos o sul Cocuso. L'assessore Giorgi dichiara: non lo so, non lo riconosco più, ho paura che incominci a mangiare i fiori. Scatta la denuncia, è stato qualche nostalgico del KGB a fargli un lavaggio del cervello? Chi può dirgliela? Calmite però.
E adesso un referendum equilibrato richiesto al là. sindaco di Piazza in Dai. merito al Parco del Mare per valutare con l'equilibrio la posizione ai cittadini. Leggiamo il quesito. Preferite Parco del Mare o malattie venere? Perché c'è? Il 75% degli intervistati hanno risposto malattie venere! Che vuol dire che almeno abbiamo fatto qualcosa, insomma. Che sono terribili. A proposito di questa cosa qua abbiamo chiesto, ma quella sua famiglia, quella sua amica alla fine la candida? Dai! Notizie all'interno importantissime, per favore, massima attenzione perché è importante. Il noto giornalista e sex symbol Luca Marsi è ancora inspiegabilmente single. Mamma mia. Lo stesso è disposto ad offrire una meravigliosa cenetta romantica a lume di candela a sue spese in assoluta intimità, il quale ha dato anche uno stuzzicante titolo: Io, tu e nonna Marina. Che bello, tutta la sera con la nonna. Bello. E adesso, signori, per concludere in bellezza, una notizia sorprendente di una signora che mi ha molto toccato. E devo dire il vero, ha toccato tutta la redazione, ma proprio tutti e ripetutamente. Cioè, proprio questa signora era lì che ci toccava tutti e tre. Era un momento veramente meraviglioso. Abbiamo passato 3 ore di grande divertimento. Grazie, signora! Se altre signore vogliono nei prossimi giorni venire così in redazione a toccarci, noi siamo comunque a disposizione. Un saluto da Trieste che vi corrente! Grazie Luca Marsi. Ma perché? Non lo so. Perché? Perché devo mettignerlo questo? Allora, mi vedo. Sì. Boiada anni 60, go una qua, Sì. Go una qua. Allora, se una versione di una canzone che... Allora, vi ricordate la canzone Che sarà dei ricchi e poveri, no? L'avevo un po' modificata partendo dal presupposto che di solito gli uomini non si ricorda mai gli anniversari, non si ricorda mai le date, quelle robe là. Allora uno a quel punto verso le 9 di sera cerca disperare di c'era un regalo, ma ovviamente la canzone non sa più che sarà, ma se sarà, purtroppo. Ecco. Quindi le avventure di questo povero uomo che si è dimenticato le robe, insomma. Si comincia Modi per risolvere, ecco, con- una serie di modi per risolvere. ruffianamento dell'inizio. Amore mio, mia dolce pagnottina, Pagnottino, insomma. tu non pensar che me lo son scordato. Lo so, l'avevi scritto che era il nostro anniversario, ma purtroppo non ho visto il calendario. Facendo un 2 calcoli, son cagà. Le 21:30 è tutto se sarà. Se una rosa, un regaletto, un anellin non troverò, mi dai un uco, da stanotte canterò. Sì, sono abbastanza convinta. Amore mio, le 10 quasi scocca. Ecco girato rive, centro e viale. Sì, va ben, so che sei giugno, ma che gioco un panetton. Come un panettone, scusa. De sicuro sarà averto Zazzeron. Iga chiuso, chiuso, Zazzeron, È chiuso, dai sì, Luca, è chiuso. Niente, neanche questa. Se sarà, Esatto. se sarà. La diceva mi volessi un pappagallo. Beh, ecco, questa è una bella idea, un animaletto così. Quasi con un'idea Eh. e faccio un salto in ospedale. No, ma non sei quello. Che logo cavado un signor che stava Ma no, non male. è- Beh, però se un atto romantico, cioè ti devi in ospedale, penso sta roba pissata, se beh. Era un regalo pieno. Un pappagallo, ma non era. Vabbè. Vabbè. Amici miei, io temeo qua Zelonghi. Ma guarda, E il ga un'idea, va dritto in In autogrill. autogrill. In autogrill è sempre verde, trovi non sei robe. robe meravigliose. però. Se torno con Camogli, ho una strazzetta col vetril. Questa volta la mettira col fucile. Riassumendo, Son cagà.
e che ho girato tutta quanta la città, disperato che in pacchetto un gnomo in legno del Friul. Ma dove te la trovaste sta roba? Cioè, sei terribile. Era una bancarella. Grazie ma te poi fracartelo. Non sapevo come chiudere, almeno mi avevo un suggerimento. Diciamo che il gnomo del Friul si è fatto in legno e si è spigoleosetto. È molto spigoletto, quindi per sicurezza go anche provare. Go provare, go segui il consiglio, ma se sarà e che sarà della mia vita, chi lo sa. So fottuto o forse morto, se ero io ci spetto qua, rassegna e sarà quel che sarà, sarà quel che sarà. Maxino, Grazie. cosa Grazie. sta facendo? Te vuoi che nell'attesa di questo Vai, nell'attesa femo della quell'altra? Oh Madonna. Beh, Vabbè. è anni 60 questa, Gli anni 60 questa non la femo mai, adesso capire perché, tipo. infatti. Allora, adesso vediamo se vi ricordate. Cosa ha in comune questa canzone, che non vi dico il titolo, Unite Europe è... come si chiama quella canzone che ha vinto Sanremo dei Maneskin? Fuori di testa. No, buoni e cattivi, come si chiama? Zitti e buoni. Zitti e buoni. Cosa ha in comune Zitti e buoni, Unite Europe e questa canzone qua? Non savè? Ok, se le uniche 3 canzoni che ha vinto l'Eurofestival italiane, non ho l'età. Ma noi femo una versione contadina. Un po' diversa. Noi femo non ho l'etame, perché non ho l'etame è comunque un poco più bello, un poco più emozionante. Quasi è la storia di una povera agricoltrice. Eh sì, e Mina, non la sa che sa, non lega più niente per concimare. Non mi ricordo niente di sta storia, quindi guarda, mi fido. Non meglio che non si ricordi. Vabbè, non l'abbiamo mai più fatta, sono curioso. Non ho letame, non ho letame, sono scarsi i campi che ho, il raccolto cresce ma un po', ma c'ho un'idea, lo confesso, ma premetto Addirittura. la morale vacilla un po'. 200 amici, una cena fantastica, lassativo Dove? dentro il brodo Ma no, dai. e aspetterò. Non ho letame, non ho letame, guarda caso il bagno non va, Te quello che hai in cugna? porta rotta, come si fa? Crampi di qua, crampi di là, uno a terra, tutto sudà, dice fuori, spazio ci sta. Senti, corrono in massa e nell'orto mi evacuano. Ma so bello, io sorrido e penso al raccolto che a marzo avrò. Non ho letame, non ho letame, ma di amici ne ho in quantità. E il mio orto ora lo sa. Cosa ti pare? Sono
Ma sono una buona soluzione. Guarda, non solo, questa è una favola per bambini proprio. Prova a cantare se la tuo figlio prima di Se questa che ha finito il lettame, chiama gli amici, blocca la porta del condotto, li fa cagar addosso e corri tutti Non fuori al sapere. giardino. Su una bella favola a lieto fine. Sì. Vai, E ne magari par- sciolto, Sì, magari sì. Senza spendere uno, Spendere uno. Che avevo qua con noi incredibilmente il nostro Incredibilmente. sponsor. Incredibile perché Uno purtroppo... degli sponsor, quei più decoccio Certo, proprio. madonna, qui che non molla. E viene con questa bellissima canzone italiana che c'è questa. Mamma, mamma mia, mamma. Signori Sdenko! La bellezza di sto momento, signori, che roba meravigliosa, anche proprio per inaugurare questo momento dedicato agli anni 60 in Casino avremo la più famosa cantante giapponese degli anni 60, signori, e stiamo parlando del Sushi 4. Una roba dei brividi di brazzi che non vi dico, insomma, che la bellezza veramente di questa roba qua. Allora, questa settimana in Casino Las Vegas de Buie ricordiamo che tutto cambia perché tecnologie porta avanti, signori, che abbiamo messo finalmente sulle slot macchine il catetere, uno passo avanti, bellissimo, e bello. tutti potrà finalmente, non correrà che vada in bagno, potrà pissare direttamente là a fare le sue robe belle. E insomma, queste sono cose dei brividi di brazzi, insomma, che tutti sa che non si perdi tempo. Altra roba importante, siccome ogni volta che i zogai perdi comincia a imprecare tu mare questo, tu mare quell'altro, tu mare sopra, tu mare sotto, che avevamo messo un bellissimo cartel proprio con scritto vietato tu mare. Che sia. Beh, è giusto. Volemo ricordarvi che questa settimana in Casino Las Vegas de Buie avremo un grandissimo ospite, signora, è il chitarrista transessuale spagnolo, signori, stiamo parlando di El Paco de Lucia, che sia una roba di una bellezza, di una meraviglia che non vi dico, questa roba qua fa venire veramente i brividi dei bracci. Ma è giusto passare anche al sociale, quindi parliamo alle donne di una certa età. Donna di certa età, se in stesso momento della tua vita devi utilizzare Vagisil e Polident, non distrarti. Ho visto robe brutte nella vita, insomma. E se un mio amico che si sta morsicando, che dico, non vi dico dove, non vi dico dove, non vi dico dove. Ma passiamo a roba più importante, come si arriva in Casino di Las Vegas de Buie. Dai. Prendi strade di Buie e arrivi a Buie. Ok. Quando sei a Buie vai in piazza de Buie, poi te nudo e ziga forte forte. Sindaco, var mio civapciccio. Ma così. Poi Se voler parola dire- di ordine di oggi. A quel punto arriveranno i nostri due uomini vestiti da poliziotti che te ciolerate e smaccherà su camionetta e dopo ci aprirà le misure del tuo civapcicio e si vedrà che non rientra nelle normative UE e te taglia un tocco. Ma se rientra e te porterà dritto in Casino di Las Vegas e poi brividi dei briazzi. Passiamo subito al grande cinema su mega lenzio schermo del Casino Las Vegas de Buie con questo film bellissimo che è la storia di questo uomo che nasce vecchio e prostituto Ma che roba sei? e mori appena nato e chirichetto, e stiamo parlando della storia, la incredibile storia di Benjamin Button. Ecco, questa quasi Invece prostituto. Vabbè. sì, invece prostituto, insomma, se questa roba qua. Dopo avremo ancora un grande film sempre su mega lenzio schermo con film di donna cleptomane che ruba solo tocchi di moto in giro. Si tratta del grande colossal dal titolo Anna Carena. Sabato, robe bellissime ancora, ricordiamo che sarà è giusto anche avere dei momenti dedicati veramente anche al scambio di opinioni tra pubblico con conferenze importanti anche sulla sessualità, dove bisogna anche cercare di superare i tabù del sesso, perché se uno viene su con troppi tabù del sesso viene su un pochettino troppo mona, no? E mi non voglio parlarvi dei esempi presenti, ma insomma, Ogni volta con tutte le persone che sei, perché sempre me? dai. Vabbè. Non sei niente, non sei niente. Comunque finché ti arrivi a suonare con quelle manine va bene lo stesso. Sì. Anche se stanche ti arrivi, dai. Perché-
Comunque avremo questa conferenza sulla sessualità, parleremo di approccio ed eiaculazione precoce nella conferenza dal titolo "Ciao, che bella che sei, come ti chiami? Ma è vero che..." A seguire sabato i misteri de Voyager, grande scoop, avremo la cugina istriana di Mata Hari, signori, stiamo parlando di Mata Vils, che ha scritto il libro Le avventure di Mata Vils. La più bella è quella ai tempi di Germania d'Est, che avevano inventato pastiglie de ormoni che facevano diventare uomini delle donne. Queste pastiglie si chiamava proprio fave di fica. Ma dai! Veniva fuori donne ma faceva un poco cagare. Ecco, questo... Allora, dopo andiamo a vedere. Ecco, questa è una roba bella perché i misteri del Voyager, sempre i misteri del Voyager, i nostri inviati hanno fatto un documentario in Ruanda e hanno scoperto che la famosa tribù dei Tutsi hanno un re, e il re dei Tutsi si chiama Umberto Tutsi. Mi vado a casa. Sempre in Africa si sta scoperto un animale che costringe gli altri a fare quel che vuol lui puntando sulle loro debolezze, e stiamo parlando del suricato. Se dopo, non so che potesse aver tutto subito. Domenica, a proposito degli anni 60, grande musica e spettacolo Casino Las Vegas de Buie, perché arriverà grandissima soubrette anni 60, stiamo parlando dell'Ara Sepol, ma se l'Ara no Pol viene un'altra, insomma, non so che staremo là. Se un po' lei viene Polanca, insomma, ti capisci, se ne roba giusta. Dopo, altra roba bellissima, chiuderemo con cucina, roba con Vuc, con il nostro Cogo che fa roba di ciucciarsi punti di diti, se ne roba bellissima. La cucina contaminata come che va di moda adesso, non è contaminazione quella che ogni due tipi di cucine, no, quasi proprio che andiamo a c'ho 2 camion, uno de bestie e uno de verdure, direttamente a Chernobyl, signori, una roba... È bello perché tutti e due, sia le verdure che le bestie, cammina. Non ho mai visto una roba del genere. Tanto che adesso ho un Prasez che mi gira per casa con 6 zate, che pare il draghetto dell'Eni, sì. Ma soprattutto ho un vedel con 12 testicoli. Veramente. Che ultima volta che ho visto tanti coglioni così vicini era alle selezioni del Grande Fratello. Pensa. La bellezza. È un sedano che fa il cammino del San Diego. Robe che fa bene. Ricordiamo insomma anche queste robe qua importanti. Adesso andiamo a fare una bella poesia. Questa poesia di mia collana di poesie si intitola Cosas del Amor. Ok. Se è una bella poesia che si intitola Cosas del Amor. Se maestro mi può fare una bella musica, sbriga mudande, grazie. Questo se perdone a casa che in questo momento le stessa sarà sicuramente con la bavetta là. Ma so che sono vostro sogno erotico, che è una roba. E allora, poesia, Cosas del Amor. Ricordiamo che prossima settimana venirà anche di noi Rocco Siffredi, che ha fatto il suo libro nel quale finalmente c'è sua redenzione, e lui vuol dire tutto quel che ha dentro in suo libro dal titolo Davanti a Dio siamo tutti uguali, ma non de profilo. Ecco, queste robe belle. Bella poesia dal titolo Cosas del Amor. Ricordiamo che a Pasqua era venuta anche Cicciolina, che aveva fatto un suo spettacolo erotico con gli ovi di Pasqua dal titolo Non sempre la cioccolata Strenzi. Questa è una roba bella. La era venuta anche a Nadal, aveva partecipato al nostro presepe vivente perché avevamo bisogno della grotta, ma adesso andiamo avanti con nostra bellissima poesia, perché poesia è importante, signor maestro Cernecas, è vero? Cosas del Amor, Cosas del Amor. L'amore è come quando sei una montagna ripida e non ti sa come muovere, non ti sa come scendere, sei troppo ripida e non ti sa come fare, te trovi un passo. E mi qualche volta con te ho trovato un passo. L'amore
è come quando sei un bosco fitto de alberi, de graie, cespugli che non ti arrivi a muoverti, è difficilissimo e ti trovi un sentiero. E mi qualche volta con te ho trovato un sentiero. L'amore è come quando sei un fiume in piena che corri impetuoso, spaventoso e selvaggio e ti non ti arrivi a muoverti da nessuna parte, non ti sa come fare perché sei troppo forte questo fiume, ma ti trovi un guado. E mi qualche volta con te go guado. Casino della sega se buie, brividi dei bracci. Zdenko, grazie per tutte queste emozioni. Allora, adesso faremo una canzone che, allora, se l'ha portata la parrucca sto giro. Se la hit, va bene, se sarà costretta, bisogna deve a portarsi la parrucca. Sì. Perché? C'è una canzone che avevo messo su internet qualche giorno fa, sta andando bene. Se allora riprendi alcuni riferimenti anni 60, tipo Sì. l'autore che ha detto adesso mi rifaccio delle canzoni anni 60 proprio. Questo qua è quello che mi sono inventato adesso. Cose molto belle. La canzone tipo quando degli anni 60, infatti quella che ha detto Femole uguale, no? Vero, bravo. Allora, Vero. Questo è un collegamento bellissimo. Porco Allora, Giuda. siccome siamo in TV bisogna dire una roba nella quale voi dovrete applaudire e gridare come dei matti, signori. Questa canzone, il video di questa canzone in solo 2-3 giorni ha superato le 200.000 visualizzazioni. Yeah! Rock and roll! Non so quando andrà in onda in TV, ma magari sarà già arrivato a 65 milioni. Vabbè, però e che comunque avremo ti fa una già bella figura. che avremo già una casa alle Hawaii. Comunque, vabbè, in questo brano, nel videoclip, se qualcuno lo ha visto, se Elisa Te son con bene. questa parrucca agghiacciante. Andiamo, un applauso per la parrucca Che mi del... tocca, ragazzi. Dopo se ti arriva telefonate strane non sta a lamentarti però. Chiama l'166. Andiamo quindi allora con il brano Luganig de Cragno. Vado. Chiedo la vostra partecipazione con le mani. Mi sveglio e se è passata solo un'ora, ma si già un muflon. Sta nuova dieta se è fantastica, dai prova. Però mi me agito te con la verità. Un mese che prova per cena tutto rigorosamente senza sal, mi sento scossa. Il frigo verso ma non lo dovevo far. Mio Dio, se la Luganiche de cragno, troppi giorni che non magno, anche se magno solo zucchero. Sto tremando, se ero il frigo scampo e parlo già una voce che mi metti in croce e mi chiama cragno, che de notte me le sogno, che le ciappa stramusoni le viete, pregustando e immaginando che mi sfondo ma de robe più concrete. Saria de far ste diete senza zucchete, senza le diete, senza zucchete, fatele casa tua. Un ragù, distrutto lardo e burro sarà il mio menù, far tipo vite al limite, non coppa il culo. La mia nutrizionista che lascio un messaggio che magno Luganiche de cragno, che codormo me viene fame, mi sogno de tagliarme salame, che domando perché a cena mi metto mani al fieno, domani mi la meno e dopo la mando, non perché stavo calcolando carboidrati, grassi, zuccheri e spero tra palestra e corsa che bilancio il conto delle calorie allo zero, poi mangio un porco intero senza le diete, senza zucchete, senza le diete, fatene casa tua. Ma sono le 4 e il frigo svuoto. Niente paura, frizzo un uovo e
cintura ormai mestrenzi, no sarà anche pianzi senza le diete. Fatele casa tua, fatele casa tua, fatele casa tua. Parto stylist e penso quando con troppa fame me la magno e la dietologa che mando solo un messaggio, 3 parole, stylista de cazzate, fatele casa tua. Elisa Bombacigno su testo e arrangiamento di Maxino. Maria, questa parrucca no, avevo tutti i cavelli in bocca, come dire, sì. magno. Rossa tutta la vita, che ha detto, Bellissima. Rossa de plastica però, perché devi essere, mi raccomando, assolutamente plastificata. Ecco qua. Perfetto. Allora, Brano signori, di quegli anni là, ma rifatto. se quegli anni là, questo potremmo anche definirlo in qualche modo teatro canzone anni 60, ecco, in questo modo qua. Perché? Per quale motivo? Perché in questa canzone si racconta una storia che ha un suo perché, un suo motivo e soprattutto una sua morale, perché la morale è sempre la roba più importante. E questa morale racconta di un gruppo di amici. Se un gruppo di amici, 3-4 amici simpatici, che decidi di portare il più timido dei 4 dall'altra parte del confine, perché dall'altra parte del confine se vuole andare, non so se si può ancora, però si poteva andare in un luogo che qua non si al quale non si poteva accedere legalmente. Casino. Senza accento. Ok, ho capito. Insomma, era dei luoghi predisposti e questi amici decidono di portare il più timido dei 4 che ha tanti brufoli a darsi un'indrizzata, insomma, lo porta di là e questa canzone l'avevamo scritta mie e il Maxino che erimo in pullman per Lubiana. Ma sembra che stiamo andando là, cioè te la metti così. Stavamo andando a Lubiana e no, in realtà stavamo andando a Lubiana a fare una gita. Sì, dici tu. Stavo per dire gita di piacere, ma dopo dire, se capissi male. Allora, stavamo per fare una gita a Lubiana e siamo passati per questa ridente cittadina che è Sesana. E allora noi abbiamo pensato che tutta questa storia si svolgeva a Sesana. Se il buon Gino, che è il più timido del gruppo, e Lori lo porta di là per finalmente consumare nell'amore. Go deciso porto Gino, che se triste sa perché, disi sempre mino in grumo, che go prenota al privé. Ma che esperienza che farà in sta bellissima città. Sesana, mon amour. È il momento di entrare in questo luogo del piacere, in questo piccolo paradiso, ma decidono di farlo entrare bendato per rendere la cosa più interessante. Mi lo bendo e dopo entremo, nella pelle non sta più. È quasi una frase che alle femministe non che piace la ragione. Quali babe prenotemo, È brutto. e il paron me dà il menù. Cioè il menù è ancora peggio. Che il QR code, te guardi. Beh, cioè. Dai grandonnoni ai meno bei, che ha un prezzo insomma un pochettino più accessibile. Me sa che prenotemo quei a Sesana, mon amour. Siccome è il locale, è un locale serio che ha anche un listino prezzi. La Mimì la costa un fracco, È francese. ancora peggio la Cocò, Ma pare che ha l'uovo in mezzo, sembra. la Serginia, la Galpaco. Quindi si paga il supplemento. Forse no meglio de no. La ga il supplemento. Gino te voglio ben però, coi prezzi un poco andiamo giù. A Sesana, mon amour. Succede che purtroppo
i ragazzi e il Bongino non riescono a trovare un prodotto qualità-prezzo che Non sei tanto bello questo. che sia ti sto- soddisfacente. E vabbè, Prodotto, qualità, prezzo, sei anche brutto. Ronaldo se vendi il suo corpo a modo suo, Certo. no? E ci fa ancora più soldi. E se su un menù anche lui. Se è su un menù anche lui in qualche modo. E non arriva a trovare, finalmente non riescono a trovare un prodotto qualità-prezzo, uno che soddisfi il Bongino. Ma la storia, siccome è una storia importante, ha un lieto fine, ha una morale. Perché? Perché alla fine del tunnel ricordiamoci che c'è sempre una luce. Ma ricordiamoci anche che il Bongino non cercava la luce, lui voleva proprio il tunnel. No, quindi dai, però. Non dimentichiamo questa cosa. se finì delle proposte, ma un'idea al paron la ga sottovoce. Mica avessi altre croste. No, perché non sai bene sta roba che aveva detto, Ma non fai pubblicità. E il va sul retro, il ciol sta qua. Mica dico, ma sì. Gino dici, ma va? Sei sicuro se fa? Ma chi sei sta qua? Sua mamma, sua mamma, sua mamma, sua mamma, mon amour. Sua mamma, Slesana, e Gino, e viva il Mona tu. Allora, amici da casa, questa l'abbiamo fatta perché è giusto lasciarvi con dell'ottimismo. Perché non si può chiudere la serata in pessimismo, bisogna lasciare sempre un messaggio positivo. No, tra l'altro una bella chiusura della canzone Monatur. Cioè Monatur, pensa che comincia con ho deciso Portogino e finisci con Monatur. Cioè, però proprio a rispettare ricordiamo che Monatur che somiglia un pochettino al nome dell'artista che aveva fatto tutta quanta la collection art della Illy, insomma. Allora, questo perché qua, se qualcuno che non ne credi, invece questa roba è vera. è una roba vera, l'arte ed è collezione della Illy de 2 anni fa. Sì, dove si Era stata fatta da un artista libanese. Allora, Trieste non è grandissima. E dopo forse sei il Veneto, se pochi posti dove si disimona. Però ti arrivi short. Allora, artisti è qualche milionata del mondo. Ti arrivi short, l'unico artista che si chiama Mona per fare una collezione a Trieste. Dio di Dio. Una collezione. È vero. E si chiamava del cognome Atum. Ma giuro, se è tutto vero. E quindi era scritto Monatum Art. Gli era scritto. Cioè, Trieste non te puoi vedere una roba che sia Monatum Art. Non te puoi. Però era Monatum Art Collection. Quindi te potevi dire che insomma era imprecazioni varie che valeva. Sì. È tutto vero. Perché uno entrava dentro, scusi, la che avessi un Monatum Art Collection. Certo. Allora il Monatum cominciava a fare. Allora adesso che da cosa? Allora, sempre robe anni 60, che avevamo delle parodie, mica ancora Mary Poppins, 44 gatti, rientra sempre all'interno di questa roba qua. Non si può non farla, almeno una di quelle va fatta. Sì, esatto. Allora, vabbè, visto che... Sì. Allora, questo brano qua è una canzone per bambini, o almeno proprio quella più raffinata. la canzone, diciamo che l'originale 44 gatti era andato allo Zecchino d'Oro, no? Sì. E adesso molto spesso viene i bambini a chiedermela che noi sa ben di cosa parla il testo. Perché? 44 gatti? Va bene, bambino, i genitori che mi guardano un poco strano. Ho detto, va bene, ok. Perché Pensa tra un tot di anni che capirà di cosa che parlava. Perché qua in questa canzone si vede il vero artista che piace parlare a più livelli, quindi che parla musicalmente ai fioi con questo ricordo musicale che li porta alla loro piccola infanzia che sta vivendo e dici oh che bello mamma, senti la musichina che ci piace tanto, ma nel frattempo per non dimenticarsi che parla anche un pubblico adulto e vuol cercare di ricordare al pubblico adulto i traumi che
avuto qualche d'un delori da piccio. Quindi questa canzone comprendi 2 linguaggi in uno, e la roba bella è che per dire tutte queste robe il Cernecca non usa neanche mezza parolazza, che questo Questo è è veramente Infatti mi sostengo sì, che non so, va sia una premiato. canzone che non ha nessuna volgarità. Nessuna volgarità. Solamente nelle orecchie di chi l'ascolta. Come Vado. sempre, sei l'ascoltatore, sei l'ascoltatore. Vado. Nel comodino della mia mamma stavo cercando le scarpe di gomma, sposto 2 maglie, la gonna rosa, trovo nascosta una grossa sorpresa. Cosa sarà? Allora, grossa sorpresa, definizione. Posso dare No. no, com'è? Non è una scarpa, Non è una scarpa. però è di gomma. Cosa Non gli far gesti, serve però. sto gioco alla mamma? C'è un doppio fondo, ne trovo altri, robe da pazzi, li chiamerò gatti. Gatti se Gatti. meglio, gatti se meglio. 44 gatti, fila per 6 col resto di 2, quei grossi, quei compatti, uno alla forma di Ligabue. Che è bello, quella forma di Ligabue è bella, ha un suo perché viene utilizzato solo ed esclusivamente certe notizie. Quella in particolare. Sono tutti allineati, fila per 6 col resto di 2, a forme strane i gatti, fila per 6 col resto di 2, e tendo a precisare che in fila non è un verbo. No, è separato però, in cioè, non fila, correva? non in fila. Non correva? In Perché magari fila. vedi sempre gente che pensa male, no? Per gente che capissi in fila, Esatto. invece No. sei Mettila! in fila. Faro alla mamma una bella sorpresa e i suoi gattini li spargo per casa, un nei geranei, uno nel frigo, un dal plafone che pende che figa. Immagina come quei 2 fari là solo, vabbè. Uno nell'atrio del nostro portone, con quel che vibra farò zabaione. 4 in acquario coi pesci rossi, porto alla dolce maestra i più grossi. Ne sarà ghiotta. 44 gatti lì in corridoio aspettano tristi la mamma con la nonna che sono uscite a fare gli acquisti, e sorridendo seme piene di borse aprono la porta, la mamma trema e sviene, non ha un infarto e casca giù morta. E adesso il vero senso mi è più chiaro di quella canzoncina che cantano i papà. Volevo un gatto nero. Adesso YouTube a cercare la canzone originale insieme, se vi immagine comunque dei gatti. Comunque. E quindi la morale magicamente scopri, ricorda che bisogna farsi sempre i gatti propri. Il maestro Maxino. Zan. Dai, ancora, fa ancora qualcosa. Perché sai che deve diventare matti questa roba. Ok, sbagliata. Comunque, vabbè. Bello. Comunque, siamo quasi al finale. Prima di fare quella canzone come finale, Ma ti Elisa sono sicuro? suggeriva un piccolo circo furia. Un circhetto però accorciato. anni 60. Un Fermo circhetto anni anni 60, se bello. giusto. Prima, tra l'altro, Fred Bongusto bisogna mettere dentro, Ah, perché prima giusto, ha detto giusto, sì. Zontemolo. Allora, quindi Zontiamolo. solo cantanti degli anni 60 Che o po- voci degli anni 60 che non sarà facile al volo, ma No. li beccheremo. Quindi Sì, 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 sì. Sì, Übung, ne sai, dai. Che c'amero anche robe che non sa, dai. grazie. ok? E una canzone degli anni 60, sapore di sale. tipo. Dai, sì. Va bene? Sì, devo cercarla. Va. Non la so a memoria. Ti sa sapore di sale a memoria? Ma sì, se 3 robe. Veramente? Sapore Allora, di sale. Temo che siamo negli anni 60 e tutti i cantanti si sono trovati insieme un poco tipo We Are The World per cantare questa canzone qua. Dai. Roba del genere. Quindi il più anni 60 di tutti penso che sia Celentano. No? Sì. Quindi potessi cominciare lui, secondo me. Sì. Sapore di sale, sapore di mare, Ok. che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Arbore.
Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare. Peppino Di Capri. Vicino a me, vicino a me. Ancora un po' del Peppino perché mi piace tanto. Con un tocco di Ancora Peppino. un vuole. tocco del Saporeo di sola. Lui c'è tanti anni che cerca di superare un pochettino le leggi della fisica perché il vuol mangiarsi l'orecchia, ma non riesce. Parlando. Saporeo di sola. Ah, questo è il movimento che... come i cani. Saporeo di mare. Ok, Lucio Dalla. Un gusto un po' amaro di cose perdute. Modugno. Di cose lasciate di lontano da noi, Guccini. dove il mondo è diverso da qui. Go 1, aspetta. Vai. Tony Dallara. Qui il tempo è di giorni che passano pigri e lasciano in bocca. Lui non aveva nessuno ancora, ma lui che aveva il Vibracol. Oh, dai. Ma Ruggeri negli anni 60 gli era troppo giovane. Boh, va bene, dai. Fa Ruggeri appena nato perché è del 58, mi pare. Era Ruggeri a 2 anni. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti. Minoreitano. E rimango da solo nella sabbia e nel sole. Corrado. No, molto molto bene. Corrado? Corrado. Poi torni vicino e ti lasci cadere. Oh. Un altro morto, Mike Buongiorno. Così nella sabbia, e nelle mie braccia. Vabbè, a questo punto Andreotti, tutta roba vecchia. E mentre ti bacio, sapore di sale. Ok, Paperino. Non so precisamente. Non so dove che adesso. Iannacci. Qui il tempo è di giorni? Iannacci. Iannacci. Qui il tempo è di giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Facchinetti. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Albano. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. Ornello Vanoni. Mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di Flavio Burianna. Grazie. Che abbiamo fatto quei degli anni 60. Bello. Negli anni 70 certi sarà comunque, no? Comunque. sì, Comunque ricordiamo che questa serata più tema anni 70 la faremo il primo lunedì del Del luglio. luglio. Primo Sempre lunedì di luglio. sperando che i primi No, lunedì. oramai adesso sarà bel Ormai. tempo per sempre. Beh, magari ciò. Ah, Adesso andiamo a fare una bella canzone. ma fermo veramente quella. Dai, fermola, su una bella chiusura. Su una bella chiusura che fa scena. Sì, mi sono d'accordo. Come l'avevo proposto a me. Se te la proposto a te non può essere sbagliato. Ovvio che sono d'accordo con me stesso. Comunque. Posso presentarla? Che canzone è? No, perché no? No, Non allora ok, farà. è giusto. Guarda, Allora se mi fido più di te. bel che noi cominciamo Vai. e dopo ti farà una bella presentazione alla fine come che fa dopo Ok, Sanremo. ok.
Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E che l'ho tanto amato dal mare del silenzio, ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che in silenzio hai il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Tu non avevi perso mai. Tu non avevi perso mai. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che in silenzio hai il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Tu non avevi perso mai. Tu non avevi perso mai. Alla voce Elisa Bombacigno, alle tastiere Massino, entrambi in un Grazie. playback perfetto. Vai, vai. Bravi!